No, ancora un secondo. Allora, io volevo cominciare con buonasera, buonasera, guten Abend, dober večer, per farvi entrare un po' nello spirito transfrontaliero di questa iniziativa. E con un ringraziamento alla SAF dell'invito a partecipare a questo, secondo me, bellissimo progetto di cui parlava il Presidente in precedenza, all'interno del quale il nostro incontro di questa sera proprio si inquadra a meraviglia. Diceva sempre il Presidente che questo progetto è stato un insieme di relazioni, presentazioni, passeggiate, avventure. Ecco, mi ha colpito il termine avventure perché anche noi che stasera vi racconteremo un po' dei parchi della pace, dei parchi per la pace e di questa idea di parco transfrontaliero della pace. È un'avventura in cui ci siamo imbarcati un po' con uno spirito visionario, ma convinti che soprattutto in questi periodi in cui parlare di pace è difficile, più difficile del solito, ma anche estremamente attuale, ecco, dare un segnale che vada in questa direzione, mettendo insieme quelli che sono i temi della pace, dell'educazione alla pace e della protezione e valorizzazione della natura, sia quanto mai opportuno, soprattutto in un territorio, che veniva ricordato in precedenza, è stato per anni territorio di separazioni e anche di cruenti conflitti. Per cui nel corso della serata, ecco, cercheremo di capire prima ancora di cos'è il progetto, come è nata questa idea, come si sta sviluppando, come si inquadra in un movimento più ampio internazionale dei parchi per la pace, che contenuti ci sono, e poi effettivamente qual è il progetto. Per farlo abbiamo voci di qua e di là del confine, ma sempre nello stesso territorio, per cui ci sarà Sandro Carnielutti, presidente di Legambiente del Friuli Venezia Giulia, un saluto video di Hannes Lamanig che lavora presso il Land Carinzia, seguirà una mia breve presentazione, appunto, se c'è un inquadramento generale internazionale che definisca cosa sono i parchi della pace. Abbiamo già Katarina Zacchelli in collegamento, la vedete sullo schermo, dalla Slovenia, e abbiamo anche Antonio Andric, che è il direttore di uno dei parchi che sono stati citati all'inizio, del Parco Naturale Regionale delle Prealpi Giulie, e poi ci sarà un intervento di chiusura di Werner Wintersteiner della Università di Klagenfurt. Però, visto anche il numero dei partecipanti, sarà un'attività di tipo seminariale, per cui ci piacerà, ecco, se ci saranno interazioni da parte vostra su quelli che sono i temi che vi verranno proposti. Per cui entriamo subito nel vivo dell'incontro di questa sera. Io invito a prendere la parola Sandro Carnielutti, presidente di Legambiente del Friuli Venezia Giulia. Non so se vuoi stare in piedi o se... Sì, please. Ma intanto che le macchine si mettono a lavorare, volevo dire che personalmente mi sento a casa, anche perché nelle mie precedenti vite ho lavorato nel CAI, nella GESCI, per cui adesso in Legambiente. C'è un fil rouge, no? In questo percorso che ho fatto. Sicuramente il tema dell'ambiente, delle relazioni, è questo fil rouge che lega queste esperienze di volontariato, fatte sempre assieme ad altri e da soli, non si va da nessuna parte. Allora, io sono un po'... vediamo, così. Fantastico. Imparo subito anch'io. Benissimo.
Due considerazioni preliminari. Il concetto di confine. In natura, il concetto di confine tra popoli. E porto due esempi. Naturalmente sono esempi che tagliano i temi con l'accetta, ma insomma possono suggerire alcuni stimoli utili per ulteriori considerazioni. In natura, vedete la slide a destra, quando abbiamo situazione di confine significa che abbiamo due ecosistemi diversi. E questi ecosistemi, quando si incrociano, creano una fascia di transizione. E di solito questa fascia di transizione, no? Tra il bosco e il prato è una fascia più ricca di biodiversità, nel senso che voi trovate delle specie del prato, del bosco, e delle specie che si sono adattate a vivere in una situazione di margine, di transizione, con fattori ecologici propri. Per cui possiamo dire che le situazioni di confine in natura, sempre con l'accetta, sono situazioni che creano valore. Se la biodiversità è un valore, ecco, questo è un esempio. Se poi noi ci spostiamo a parlare di confini tra gli uomini, non parliamo più di ecosistemi, ma parliamo di sociosistemi, anche se poi noi siamo parte integrante della natura e dei processi fondamentali che la governano. Ecco, vediamo che non sempre le situazioni di confine creano valore, non sempre creano situazioni che migliorano attraverso le relazioni i rapporti. Questo lo sappiamo dalla storia. E per cui diciamo che magari qualcosina possiamo imparare anche da come funziona la natura, non dimenticandoci mai di essa. Io adesso vi porto dentro una situazione estrema, che è quella della trincea. Cioè, se parliamo del Parco della Pace, se parliamo di pace in particolare, partiamo da una situazione estrema, appunto quella di una trincea. E vi porto dentro la trincea attraverso un brevissimo racconto, un diario di guerra, di Vigli Rossi, di Ospedaletto di Clemona, di Ospedaletto di Gemona. Ha fatto la prima elementare ed è riuscito a scrivere, a raccontare le esperienze di trincea. Dove? Sulle Alpi Giulie. Quando? Il racconto, le cose che 2 minuti, non dura di più, si colloca nel 1915, mese di novembre. Partiamo da lì. Naturalmente leggo anche gli errori, ha fatto la prima elementare, per cui non vorrei sommare i miei errori sui suoi, ma cercherò di fare attenzione. Il giorno 18, verso le 5 di sera, ecco di nuovo un perfido ordine di cambiare posizione e portarsi in un posto ancora più terribile, che si chiamava il Vedile. Un momento dopo dovetti partire. Verso le 9 di sera, ecco arrivo al posto. La posizione era tutta rivesciata dai colpi di cannone. Ci stava un po' di bosco tutto stracciato e distrutto. Le trincee erano formate a buchi sotto i sassi, che stava uno solo per buco. Io, appena arrivato, essendo buio di notte, mi fruii subito di un buco, la quale, sulla porta di questo buco, stavano 2 gambe che mi impedivano di infilarmi. Io dicendo, fammi posto, tirati in disparte un po', e nulla risponde. Dovetti passare sopra il buco, era strettissimo, che si poteva stare altro che distesi, non potendo nemmeno girarmi, somigliava a sepolto vivo. Di fuori, nel buio, non si poteva stare, perché le pallottole tempestavano della mitraglia nemica. Il tempo era molto piovoso, le cannonate stravolgevano diversi buchi, così io tutto stanco mi indormento facendo sonno di qualche ora. Ad un tratto
mi sveglio sentendo che i vermi di terra grossi e lunghi pascolavano sulla faccia e dicendo: Dio mio, sono sepolto vivo. Mandando un pensiero a moglie e figli, dicendo: cosa direbbe la mia famiglia se mi vedono? Finalmente giorno. Arriva e vidi fuori dal buco 2 gambe che mi impedivano di entrare la sera prima. Che cosa era? Era un povero alpino sepolto tra i sassi e la terra, che si vedeva altro che le gambe, che era morto da lungo tempo. In questo buco stetti 2 giorni, senza sortire altro che a prendermi il pane, e i miei di bisogni dovetti fare tutto lì. La mia faccia non aveva che colore di cadavere e di terra. Il giorno 20 mattina fortunatamente arriva il cambio. Il mio cuore fu messo in tranquillità, sperando un meglio a venire. Questa è l'esperienza della trincea. Ecco, bisogna vivere anche emotivamente queste esperienze per cogliere poi il valore, no, di situazioni e processi diversi. Ecco, questo è Didi Rossi di Ospedalet di Glemona, che ha scritto il diario. E facciamo un balzo nel tempo. Siamo nel 100 anni dopo la conclusione della Prima Guerra Mondiale e siamo a Klagenfurt. È un incontro trinazionale, 3 nazioni, promosso da 50 associazioni, patrocinato dalla Presidenza della Repubblica Austriaca, della Slovenia e dalla Presidenza del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. Era un incontro per fare memoria, testimonianza, riflessione sulla guerra, sulla Prima Guerra Mondiale, no? Ma anche per immaginare, rileggere criticamente il conflitto, ma anche per immaginare in futuro, no, scenari diversi, se voluti. Ecco qui alcune immagini, ecco, dell'incontro. Non c'è l'audio, forse. Solo per partire il video? No, beh, ma dura, è solo per entrare dentro, anche qui non in trincea, ma in un luogo dove si riflette sulle trincee. La guerra è finita se lo vuoi. E questa è una frase di John Lennon, mitica frase mai dimenticata di John Lennon. Ecco, questo è il professor Werner Wintersteiner, che poi concluderà la serata con una riflessione sui temi della pace e del confine. E l'ultimo pezzo del suo intervento recita: lo scopo è arrivare a una formalizzazione dell'Alpe Adria come regione di pace, in 3 popoli, no? Questo è il sogno, la visione. All'interno il Parco della Pace è una versione ridotta di questo disegno più ampio. E in quella occasione Legambiente ha partecipato e ha voluto fare una proposta, come altre associazioni che hanno avanzato le loro proposte. E vi leggo proprio il primo capoverso e poi entreremo subito nel merito, ovvero sui contenuti, sulla struttura di questa proposta. Eravamo 11 novembre 2018. Le persone dimenticano, le comunità dimenticano, i segni sulle rocce ci aiutano a ricordare, le Alpi Giulie e Carniche conservano le tracce della follia della guerra. Demone mai sopito, sempre all'opera. Papa Francesco ci ricorda ora la terza guerra mondiale a pezzi, la cultura dello scarto e le crescenti
e insostenibili disuguaglianze. Sono passati 100 anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale e quasi 100 dalla firma del Trattato di San Germano del 1919, che ha delineato un nuovo assetto europeo centrato sulle nazioni. Potrebbe essere quest'ultima prossima ricorrenza, più tempo, l'occasione per rinforzare la cooperazione transfrontaliera nell'ottica della pace e nello spirito della Convenzione delle Alpi. Questo è stato il primo paragrafo, i primi due paragrafi della nostra proposta, ma adesso vediamola in estrema sintesi. Beh, innanzitutto l'idea, la forma di questa cooperazione, no, transfrontaliera nell'ottica della pace ci è stata suggerita dall'esistenza dei parchi transfrontalieri della pace, e poi Stefano Santi racconta, no, cosa sono, no, l'Organizzazione Mondiale della Natura, conservazione della natura, in qualche modo li ha formalizzati, per cui cercheremo di capire il merito, il senso, le motivazioni di questi parchi. E poi lì c'erano sulle Alpi Giulie e Carniche i luoghi della memoria, no? Scolpiti sulle pietre ancora. Ci sono ancora, no, i fili spinati, eccetera. Per cui una memoria mai interrotta anche dal punto di vista fisico. Poi c'era una situazione straordinaria, cioè avevamo tre popoli, quasi qualcuno interpreta tre popoli, quest'area interessante quasi come una bioregione, e abbiamo anche tanti giovani in cammino che la attraversano, quello che diceva prima il presidente della SAF. Abbiamo memoria, conflitti, Parco della Pace come visione, abbiamo tre parchi che hanno già relazioni consolidate nel tempo, progettualità, no? Messa in cantiere. Abbiamo aree Natura 2000 che insieme, nell'ottica di una, tra virgolette, quantificazione transfrontaliera, raggiunge i 130.000 ettari, per cui una dimensione anche dal punto di vista della tutela della natura molto importante. E noi avevamo messo assieme due concetti, due corni del problema, che è quello di Parco della Pace che tutela la natura da una parte e promuove la pace, perché sono due facce della stessa medaglia, inscindibili, non si possono approcciare, no, una senza l'altra. In sintesi, quella volta, il discorso era ancora, la proposta era ancora acerba, comunque questi erano i concetti chiave, in parte già anticipati, ma li declino e li riassumo per raccoglierli, no? Il nostro immaginario era un percorso culturale di relazione, no? Cioè nel senso, i parchi della pace non è un'ulteriore sovrastruttura, non è una sovrastruttura, ma è il processo di relazione soprattutto che ha senso. E con alcuni temi chiave, a suo tempo ne avevamo individuati tre. Il primo è rigenerare la memoria alla luce dell'attualità e del futuro atteso. Il secondo concetto chiave è la promozione della cultura della pace tra persone e con la natura, come dicevo prima, aspetti inscindibili dello stesso processo, dello stesso modo di relazionarsi con risorse naturali, biodiversità, uomini diversi in cammino, eccetera. No? Perché sappiamo tutti, questo non è, no, che c'è una stretta connessione tra pace e tutela della natura. No? C'è una stretta connessione quando la natura ha dei problemi, i suoi riflessi sulla pace. Pensiamo ai processi di desertificazione, Sahel, migrazioni, eccetera. No? E il terzo concetto chiave, no, per rigenerare la memoria, no, forse quello più complesso, ma è anche il tema più affascinante, è quello di Parco della Pace che crea opportunità di incontro ed esperienze per i giovani europei
no? Il posto è molto particolare, no? Lo dicevamo prima, no? Le caratteristiche eccetera, e per i giovani in cammino. Ecco, questa era l'idea che noi abbiamo formulato, no? Quella volta a Klagenfurt l'11 novembre. E questa idea, poi avevamo aggiunto anche delle cose concrete da appendere attorno a questa visione. E diversamente la visione, se non ha dei tracciati, no, rischia di essere distante, rischia di essere molto eterea, di non coinvolgere, no? Ad esempio, una delle proposte, no, per dare carne, vestire la visione, no? Tra l'altro una proposta che il nostro carissimo Marco Lepre, no, a suo tempo aveva avanzato, l'abbiamo fatta propria come una delle proposte, no? Era quella di utilizzare una struttura militare dismessa, no? Per far fare a giovani esperienze di volontariato internazionale sui temi, da una parte della pace e della solidarietà, no? Pensiamo alle terre alte, sono terre di declino demografico, no? Per cui una serie di problemi anche dal punto sociale connessi con questo invecchiamento, impoverimento demografico, no? E di promozione della pace, cioè l'incontro di giovani in territori, no? E così interessanti e particolari come quelli. No, ecco, questa era una delle idee che era appesa alla visione. Ecco qui, e chiudo, dopo questo lancio pensavamo che tutto sommato la cosa non prendesse corpo, cioè nel senso, si sa, nei convegni, no? Uno dice un momento, sul momento magari c'è un interesse, poi il tempo in qualche modo lenisce, curva, no? E questo interesse anche la memoria che lo ha generato, ma nel marzo del 2019, no? Abbiamo deciso, così sentendoci, ecco, di ritornarci attorno a un tavolo, eravamo in un bar a Villacco, lì vedete il primo a sinistra è Werner Wintersteiner, che è un po' l'anima, lui insegna, lui è docente emerito all'Università di Klagenfurt, si occupa appunto dei temi della pace, ma con delle riflessioni anche a livello geopolitico, prima a livello di Alpe Adria, adesso sta allargando le riflessioni inevitabilmente rispetto anche a quello che si sta vedendo, quello che succede all'Ucraina, eccetera, l'Europa, che senso ha tutto questo. Ecco, Stefano Santi, che a suo tempo era direttore del Parco delle Prealpi Giulie, Robert, quello a destra, che è direttore attuale del Parco del Dobrac, no? E poi Hannes Slamanig, che è stato un po' il coordinatore, no, di questo percorso. Lui opera all'ufficio progetti internazionali, insomma, della regione Carinzia, e poi 3 giovani legambientini sulla destra. Ecco, da lì poi è partito un altro discorso, ma io mi fermo qui sull'incipit iniziale, con una breve sottolineatura, ma anche invito, e chiudo, no? Ecco, questo percorso ha bisogno di irrobustirsi con nuovi soggetti. Io penso che siamo qui no, siamo in casa del CAI, penso che il CAI rispetto a questo percorso possa essere uno dei soggetti importanti, no? Così da invitare a cogliere, se viene, no? Anche perché il CAI ha relazioni molto ampie con i paesi vicini, che poi sono il cuore e la culla di questo progetto. Grazie Sandro, questa foto un po' mi inquieta perché alcuni di noi sono cerchiati, non vorrei fossero i bersagli, mentre tu e Marco Lepre non lo siete, per cui adesso io chiederei una mano al tecnico perché abbiamo un video messaggio di Hannes Lamani, che è questo signore appunto che vediamo, diciamo, più al centro, e che
lui lavora per il Dipartimento Affari Europei Internazionali dell'Ancarinzia, quindi ha seguito programmi di cooperazione per molti anni ed è, come diceva Sandro, è stato un po' il coordinatore del riavvio di questa iniziativa. No, è questo. Saluti Agnes. Non c'è problema. Perché devo fermare subito una cosa, perché poi devo condividerla. Sì. Tutti, cordiali saluti dalla Carinzia. Il campo fondi europei, collaborazioni Interreg e reti transfrontalieri dei parchi Tobrac, Triglau e Prealpi Giulie. Per oggi sera devo mi scusare l'assenza della vostra riunione perché noi abbiamo il grande giubileo a 10 anni Radio Senza Confini a Klagenfurt e dobbiamo prenderci cura di molti ospiti d'onore già stasera. Per il Parco della Pace, il tema di stasera, noi abbiamo cominciato di parlare di un parco trilaterale già 3 anni fa, nell'anno 2019 a Villach, e abbiamo parlato di una collaborazione intensiva nel futuro delle 3 parchi Triglau, Prealpi Giulie e Tobrac, e i partner sono di amministrazioni dei parchi e anche le organizzazioni di ambiente, Friuli Venezia Giulia, Cipra Slovenia e anche Club Tripopoli di Carinzia. Noi abbiamo 3 grandi obiettivi. Uno è sviluppare un UNESCO Transboundary Biosphere Reserve, un parco transfrontaliero per 3 paesi con i 3 partneri. E questo è un grande goal anche per il programma Interreg comincia adesso, il programma del 21-27 e dobbiamo fare 3 progetti Interreg a Carinzia, a Slovenia e a Italia per sviluppare questo grande obiettivo. Secondo, dobbiamo integrare i comuni di Tarvisio, di Margogheto Valbruna e di Ponteva, però ma questi adesso sono uno spazio bianco, non sono partneri del Parco Prealpi Giulie, però dobbiamo integrare questa regione per la grande regione insieme. Terzo, e questo è anche il tema per stasera, ogni persona e ogni organizzazione può contribuire a questo obiettivo nei vari campi, nel campo della gioventù, del turismo, della cultura, del culinaria, agricoltura, traffico, programmi europei per fare un pezzo del grande goal di sviluppare il nostro regione di modello a Europa. Prima per biodiversità, secondo per UNESCO Transboundary Park e terzo il grande goal a una regione della pace, a un esempio per tutta l'Europa. Grazie tanto e buon auguri per stasera e ci vediamo alla prossima volta.
Ecco, abbiamo sentito anche Hannes. Mentre prepara appunto la presentazione, non so, forse è scivolato via in questo videomessaggio, però diciamo attualmente è un progetto che sta andando avanti con 6 partner, 3 parchi, il Parco del Prealpi Giulia, il Parco Nazionale del Triglav in Slovenia e Parco Naturale del Dobrac, che per chi magari non ha molta dimestichezza con la Carinzia, comprende quella specie di montagna panettone che sta sopra Villacco, dove c'è l'antennone sopra, e 3 ONG, 3 associazioni, Legambiente, che qua rappresentata dal suo presidente, Legambiente del Friuli Venezia Giulia, il Club Tre Popoli, che è un'associazione che ha sede a Klagenfurt, e la Cipra Slovenia, che dopo si presenterà attraverso un intervento di Katarina Zacher. Dicevamo prima, allora c'è una dimensione per quanto riguarda i parchi per la pace, che è una dimensione internazionale, che in qualche maniera è codificata, anche se con margini molto, molto ampi, molto larghi, come ricordava Sandro, dal IUCN, che è questa Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, che è una grande associazione mista di organizzazioni governative, di stati, di ministeri, ma anche di soggetti, possiamo definire, della società civile, sotto l'egida dell'ONU, si occupa appunto della conservazione della natura, e in particolare della cosiddetta Convenzione per la conservazione biologica o per la biodiversità, che è un trattato che è stato stipulato da gran parte dei paesi del mondo, più o meno tutti quelli che aderiscono all'ONU, e che ha come finalità appunto la conservazione della biodiversità a livello mondiale. Per cui vediamo se va avanti. Ecco qua, perfetto. Questa è la definizione, no? Che dà questa Unione Internazionale per la Conservazione della Natura. Un parco per la pace è una designazione speciale che ha un territorio che può essere, dopo vediamo, può essere uno qualunque dei 3 tipi di aree di conservazione transfrontaliera. Ecco, una cosa che vi raccomando di tenere bene in mente è questo discorso del transfrontaliero, di cui ci parlerà dopo Antonio Andric, no? Questa è la dimensione, deve superare le frontiere, ed è dedicata a cosa? Alla promozione, alla celebrazione o commemorazione della pace e della cooperazione, cioè questi 3 elementi, la promozione, la celebrazione e la commemorazione. Qualcosa che c'è stato, qualcosa che va ricordato, ma anche qualcosa che, come vedrete, è in corso tuttora, diciamo. Ricordate, diceva 3 tipi di aree transfrontaliere. Allora, quali sono queste 3 tipologie sempre codificate dalla IUCN? L'area protetta transfrontaliera, cioè ci devono essere aree protette, riconosciute ufficialmente, di qua e di là del confine. Se è tutto il territorio che è compreso, bene, ma possono essere anche territori più ampi che comprendono aree protette, ed è un po' il caso che si sta sviluppando nella nostra realtà. Un esempio che viene riportato è quello del lago di Neusiedl, che è un parco nazionale austriaco, e l'altro parco che è quello ungherese, Ferto-Ansag, tutti attorno a questo grande lago che sta a est di Vienna e che fa da confine appunto fra l'Austria e l'Ungheria. Aree protette riconosciute a livello nazionale che collaborano congiuntamente. La seconda tipologia è quella del paesaggio transfrontaliero di conservazione terrestre o paesaggio, qua è rimasto fuori un marino. E
Qui invece si parla di protezione di paesaggi, anche questi però codificati dalle normative sia nazionali che regionali. Sono forme di tutela, diciamo, più blande rispetto all'istituzione di parchi, ma che comunque possono consentire collaborazioni che poi si traducono anche in collaborazioni appunto nell'ambito dell'educazione alla pace e della pace. Un esempio viene portato a livello internazionale perché, ripeto, ci muoviamo proprio su una dimensione globale quando parliamo di parchi della pace, no? E questa ecoregione Altai Sayan che si trova fra Cina, Kazakistan, Mongolia e Russia, per cui tocca addirittura 4 nazioni in questo caso. La terza tipologia è invece più legata a un discorso di avifauna, aree di migrazione però di conservazione transfrontaliera, in cui ci sono specie faunistiche, soprattutto faunistiche, uccelli che si spostano all'interno di determinate aree. Per cui in questo caso viene fatto l'esempio, ad esempio, di quest'area che è il Waddenzee o Waddenzee, che sta fra le aree costiere dell'Olanda, della Germania e della Danimarca, aree che sono anche soggette, diciamo, che sono state individuate in parte come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Per cui quando si rientra in una di queste categorie, ecco, si può ragionare di un riconoscimento fatto da questa CBC, che è questa Convenzione per la conservazione della biodiversità, che possa riguardare anche la pace. Per cui c'è la natura, ci sono i territori naturali, i territori che hanno alti valori naturalistici o paesaggistici, e poi c'è la dimensione appunto della cooperazione. Le caratteristiche generali, no, è che l'identificazione e la designazione dei parchi della pace deve includere solo quelle aree in cui gli obiettivi di gestione concordati riconoscono esplicitamente sia un'area protetta, nelle forme che abbiamo visto prima, che è una zona senza conflitti. Cioè territori in guerra non possono essere riconosciuti ovviamente come parchi della pace. Pare banale, ma al contrario, territori in guerra in cui si decide di cooperare hanno il parco della pace come strumento di pace, ed è quello che è successo in qualche realtà che andremo a vedere successivamente. Cosa significa, no, appunto questa designazione speciale, no? Secondo la IUCN possono servire a diversi scopi i parchi per la pace. Allora, ad esempio, possono celebrare la perseveranza nella ricerca della pace e la commemorazione della pace. Canada e Stati Uniti non sono paesi che normalmente guerreggiano uno contro l'altro e hanno buone relazioni, per cui uno dei primi parchi della pace istituiti e riconosciuti è questo Waterton Glacier, che è stato riconosciuto come parco internazionale per la pace e celebra le ottime relazioni fra Canada e Stati Uniti, in una situazione in cui si ricorda i nostri stati vanno d'accordo e noi vogliamo dire che vanno d'accordo da tanto tempo e anche dare un messaggio che vogliamo che continui così la situazione e lo marchiamo sul territorio. Oppure possono aiutare a rafforzare la pace e la cooperazione. Cordigliera del Condor fra Ecuador e Perù, conflitto di alcuni anni fa, per ribadire che i due stati non vogliono più conflitti. Una delle modalità è individuare un'area di alto valore naturalistico, in questo caso sulle Ande, che serve a proprio dimostrare concretamente sul terreno la volontà dei due paesi di promuovere la pace e migliorare le relazioni fra i partner. Oppure può essere utilizzato, come dicevamo prima, per promuovere la pace in futuro. Si sta tentando di fare questo, ad esempio nella penisola coreana, dove i rapporti, sapete, non sono idilliaci, ma vedremo dopo anche nei Balcani c'è un progetto di Parco della Pace che con diverse difficoltà sta andando avanti. Quali sono gli obiettivi? Allora, i parchi per la pace possono
naturalmente comprendere diversi usi del suolo all'interno dei loro confini, ma i tre obiettivi primari sono la conservazione della biodiversità, che è una cosa tipica da aree protette, lo sviluppo socio-economico, che è tipico di aree protette, diciamo, moderne, perché ovviamente voi sapete che le aree protette nascono soprattutto per tutelare la natura. Il tema di sostenere uno sviluppo socio-economico sostenibile, si dice adesso, entra in fasi più recenti della nostra storia. Ma quello che li caratterizza è la promozione di una cultura di pace e di cooperazione. Questo è l'elemento che rende i parchi della pace diversi dalle altre realtà protette. Questo cosa vuol dire? Che le collaborazioni all'interno delle realtà dei parchi della pace possono essere quanto mai varie, no? Alcune sono tipiche di aree protette in genere, no? Che riguardano la biodiversità, la gestione degli ecosistemi, dei paesaggi, le cose che fanno. Però anche cosa? Costruire fiducia, comprensione, dove c'è bisogno riconciliazione e cooperazione tra i paesi, fra le comunità, i diversi livelli delle amministrazioni e delle parti interessate. Può anche essere strumento per prevenire o risolvere tensioni, compreso l'accesso alle risorse naturali, come possiamo trovare ad esempio in alcune realtà africane. O ancora, al di là degli elementi che non sono evidenziati nella slide, ma che sono, ripeto, propri di aree protette, promuovere la risoluzione di conflitti armati o la riconciliazione a seguito di conflitti armati. Se vi ricordate la prima slide, no, diceva i parchi della pace vengono istituiti per commemorare, celebrare, promuovere. Per cui dipende in quale situazione di rapporti fra gli stati che sono interessati dal confine ci troviamo. Tutto questo nel corso degli anni, no? Soprattutto degli ultimi anni, quando nel 2015 è proprio un ministro sudcoreano che dice alla UCN: andiamo a individuare quali sono i confini all'interno del quale possiamo definire i parchi della pace, non porta alla nascita di molte realtà a livello internazionale, perché se voi fate una ricerca su internet trovate pochi parchi della pace vengono definiti di grandi dimensioni, che sono quelli che riguardano appunto territori vasti come potrebbero essere quello dei tre confini Austria, Italia e Slovenia. Trovate molti parchi della pace che in realtà sono dei parchi urbani, dei parchi di limitate dimensioni, al di sotto dell'ettaro, no? Ma non transfrontalieri, quindi che non possiedono le caratteristiche che abbiamo visto adesso. Alcuni esempi: il primo parco per la pace è stato istituito da chi? Dai movimenti per la pace svedese e norvegese nel 1914 per celebrare i 100 anni di pace fra la Norvegia e la Svezia, e si chiama questa area Morokulien. È effettivamente transfrontaliera, è solo di 6 ettari ma ha un alto valore simbolico. Attualmente vediamo altre realtà che sono riconosciute. Abbiamo questo Parco Internazionale L'Amistad, che sta fra Costa Rica e Panama. In Africa ne trovate qualcuno di più, anche perché c'è un'organizzazione che si chiama proprio Peace Parks Organization, che promuove i parchi della pace, come questo Great Limpopo Transfrontier Park, che si trova fra Sudafrica, Mozambico e Zimbabwe, confini non certo facili da gestire, per cui gli stati, istituendo questi parchi, vogliono rimarcare il loro impegno per la cooperazione, la pace e la salvaguardia ovviamente della natura. Ho riportato anche questo Balkan Peace Park fra Albania, Montenegro e Kosovo, che è ancora in progetto. È diversi anni che soprattutto le ONG stanno cercando di realizzare questa cooperazione, non sono ancora arrivati a una definizione ultimativa e a un riconoscimento a livello internazionale, ma neanche dei singoli stati, però ci stanno lavorando e stanno portando avanti l'iniziativa. Per cui vedete, a livello europeo il progetto di cui si sta parlando oggi sarebbe ulteriormente innovativo, perché darebbe un segnale rispetto a situazioni che non troviamo
Io dico questo anche perché sono in un osservatorio privilegiato, perché faccio parte anche del direttivo di Europark, che è la Federazione Europea dei Parchi, e lo stesso Europark mi ha manifestato un grande interesse relativamente al progetto, perché sarebbe un'esperienza del tutto nuova anche all'interno di questa associazione dei parchi europei e nel panorama nostro europeo. Questa è in sintesi, è un excursus, quello che vuol dire a livello internazionale Parco della Pace. Qui naturalmente lascerò, ci sono i siti a cui attingere eventualmente ulteriori informazioni. Per chi vuole c'è anche un corso online sul sito appunto della Convenzione sulla diversità biologica e l'iniziativa Dialogo su pace e biodiversità, sui parchi della pace, il loro sviluppo e la gestione. È in inglese, però penso che sia un'opportunità importante per chi voglia approfondire questo tema e magari partecipare direttamente. Grazie. Allora, adesso Cristiano, giusto? Cristiano è il nostro Salvatore, si chiama Cristiano ma è anche Salvatore allo stesso tempo. Ci permette di collegarci con Katarina Zakel della Cipra Slovenia. Penso che sappiate che la Cipra è questa commissione internazionale per la protezione delle Alpi che ha varie rappresentanze negli stati alpini. Lei stasera rappresenta appunto la parte slovena ed è partner di questo progetto. E noi la ringraziamo perché al di là di aver fatto le slide in inglese, stasera ci sorprende parlando in italiano. Quando l'abbiamo incontrata ci parlavamo sempre in inglese, però grazie Catarina per il tuo italiano. Vede la slide? Le vede? Sì, lo vedo. Posso cominciare? Sì, sì, basta mi dia next quando devo passare a quell'altra. Va bene. Sei next. Dobro večer, guten Abend, buonasera. Mi chiamo Katarina Žakelj e come ha già detto Stefano, vengo dalla Cipra Slovenia, Associazione per la protezione delle Alpi. Next. Fin dalla sua costituzione 70 anni fa, la Cipra promuove l'incontro fra persone e organizzazioni che si impegnano a favore dello sviluppo sostenibile nelle Alpi, superando confini linguistici, culturali, geografici e politici. Come si può vedere dalla mappa, le Cipre hanno sedi in tutto l'arco alpino. Perché? Le Alpi, la loro ricchezza in termini di biodiversità, ma anche le sue numerose sfide, non si fermano ai confini nazionali. Per questo è importante affrontare le questioni dello sviluppo sostenibile con la cooperazione internazionale. Questi obiettivi perseguiamo anche lavorando per il raggiungimento degli obiettivi della Convenzione delle Alpi. Next. È un approccio simile che guida anche la nostra cooperazione nell'idea di una riserva della biosfera trilaterale, con la cooperazione tra il Parco Naturale Regionale delle Prealpi Giulie, il Parco Naturale di Dobrac e il Parco Nazionale del Triglav, possiamo raggiungere obiettivi superiori molto di quanto faccia ciascuno dei parchi con i suoi partner e stakeholder da solo. And next one, please. Qual è il legame tra le riserve della biosfera e gli obiettivi di sviluppo sostenibile? La collaborazione tra i potenziali partner deve avvenire sulla base del consenso dei valori e degli obiettivi condivisi. E gli obiettivi di sviluppo sostenibile sono sicuramente quelli che tutti condividiamo. Next one, please. Le riserve della biosfera sono definite anche come luoghi di apprendimento per lo sviluppo sostenibile e siti per la sperimentazione di approcci interdisciplinari alla comprensione e alla gestione dei cambiamenti e delle interazioni tra i sistemi sociali ed ecologici, compresa la prevenzione dei conflitti
sottolineato è la gestione della biodiversità. And next one, please. Allora, qual è il legame tra pace, riserve della biosfera e sostenibilità? Come vediamo, le Nazioni Unite hanno delineato l'obiettivo della pace come promuovere società pacifiche e inclusive per lo sviluppo sostenibile, fornire accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli. Next one, please. Naturalmente ci sono anche altri obiettivi che si possono considerare importanti in questa collaborazione e qua ho delineato solo alcuni, no? Per citarli. Next one, please. Per quanto riguarda le attuali priorità di Interreg, ce n'è una che ne abbiamo ritenuto particolarmente importante per il nostro potenziale partnership, ovvero la priorità 2 e il suo obiettivo specifico 2.2. Next one, please. Insieme affronteremo temi orizzontali come protezione dell'ambiente, sviluppo economico sostenibile, integrazione sociale e digitalization. Ancora una volta vorrei ringraziare tutti i partner per aver compiuto i passi necessari verso questa collaborazione importante. Adesso continuiamo a fare passi insieme, i passi al futuro, e facciamo crescere questa piantina. Grazie. Grazie Catarina, spero la prossima volta di parlare sloveno come hai parlato tu italiano stasera. Sveselio. Hvala lepa. Allora, Catarina ci ha introdotto su alcuni punti che, come ad esempio le riserve di biosfera, questa cooperazione transfrontaliera fra Italia e la Slovenia, per cui chi meglio può parlarci di queste cose se non il direttore del Parco Naturale Regionale del Prealpi Giulia, Antonio Andric, che sta anche mettendo con il suo parco un tassello concreto sul percorso di costituzione del Parco della Pace. Bene, grazie Stefano e grazie a tutti voi e grazie ovviamente anche dell'invito. Sono state dette già tantissime cose che hanno così inquadrato dal punto di vista anche valoriale, direi, questo percorso, questo progetto del Parco della Pace, e ci tengo solo a tornare su un aspetto che è quello anche che in qualche modo ci lega strettamente a questo progetto, no? Abbiamo capito che c'è un collegamento tra pace e natura, e come parco, ma penso anche gli altri parchi ovviamente, stressiamo molto questa cosa, ovvero che la natura e la tutela della natura diventa un po' la fonte di ispirazione, il momento in cui noi cogliamo tutta una serie di insegnamenti, anche se volete, che ci aiutano appunto a sviluppare, io lo chiamo la cultura della pace, perché spesso parliamo appunto di pace e ci viene sempre in mente l'assenza di guerra. Magari se parliamo di cultura della pace forse possiamo aprire un po' di più lo sguardo e immaginare che dietro questo termine ci stanno altri valori, che sono quelli della cooperazione, della solidarietà, che sono quelli del rispetto, della cura, dell'educazione, cioè tutti temi che sono propri anche ovviamente di un parco naturale e, per quanto ci riguarda, ovviamente declinati in una chiave transfrontaliera. Questo per noi è molto importante. E quello che io volevo fare questa sera è farvi vedere alcuni esempi molto anche semplici, però molto concreti, di attività, di progetti che abbiamo già portato avanti in questi anni. Ovviamente
in parte collegati a questo progetto, in parte anche paralleli a questo progetto, che però ovviamente ci uniscono dal punto di vista del valore e delle aspettative che abbiamo in prospettiva. Come Parco della Pace, i prossimi passaggi sono già attualità, sono quelli di costruire insieme dei progetti a livello trilaterale all'interno della nuova programmazione europea 21-27. Quindi lì stiamo già lavorando per provare a costruire proprio e declinare questi valori dentro delle azioni, dei progetti molto concreti che andremo a fare insieme con Austria, con Slovenia, e che ovviamente come parco potranno riguardare i temi appunto dell'educazione, soprattutto della crescita della consapevolezza delle comunità rispetto a questi valori, ma anche altri temi che magari così ci sembrano più distanti, ma in realtà sono molto strettamente collegati, che sono quelli per esempio del turismo sostenibile, oppure quelli della mobilità, legati ovviamente anche ad altre questioni più strettamente connesse alla biodiversità. E quindi vi vado ad illustrare alcuni di questi esempi e parto da alcune slide. Voi mi scuserete, non sono riuscito a preparare una presentazione proprio come dire, ad hoc per questa serata. Ho unito un po' di slide di alcune esperienze appunto che abbiamo fatto, e come vedete abbiamo già sulla slide il marchio dell'UNESCO, perché come diceva Hannes Slamanig, la visione di questo progetto è anche una visione in chiave poi di parco, o meglio di riserva della biosfera a livello transfrontaliero. Poi in chiusura vi farò anche un focus su questo aspetto. Gli esempi di attività, di progetti che vi porterò sono collegati al coinvolgimento delle giovani generazioni. Noi pensiamo che questa per noi sia la vera grande sfida, e soprattutto quindi attraverso la cultura, attraverso l'educazione, partendo dall'esperienza territoriale, partendo dal far vivere a loro un'esperienza in natura, pensiamo sia veramente l'elemento fondamentale per poter costruire proprio questa cultura di pace in prospettiva. Queste sono alcune immagini ovviamente della riserva della biosfera delle Alpi Giulie. Magari dico solo una parola su che cos'è una riserva della biosfera, perché forse non so se tutti sono al corrente di questo, ma la riserva della biosfera è un riconoscimento UNESCO che si chiama appunto MAB, Man and the Biosphere. È un riconoscimento un po' meno famoso forse rispetto magari all'Heritage, ma è altrettanto importante perché va a valorizzare soprattutto il rapporto tra uomo e natura. Questo è molto, molto interessante, perché lascia molto spazio anche alla diversità tra riserve diverse a livello nazionale ma anche internazionale. Quindi va in qualche modo a premiare il percorso che è stato fatto in un territorio in cui si è in qualche modo equilibrato lo sviluppo socio-economico con la tutela e il rispetto verso la natura. E noi abbiamo avuto anche, grazie sicuramente a Stefano che ci ha dedicato molti anni a questo percorso, questo riconoscimento nel 2019, e quindi siamo diciamo una neo riserva della biosfera, e su questo stiamo ovviamente lavorando, e all'interno di questo progetto stiamo costruendo sia come parco sia appunto come coordinatori della riserva diversi progetti. Ecco, la riserva della biosfera ha una sua governance, sulla quale però adesso non sto a perdere tempo, ma che ha anche all'interno, e questo mi interessava mettere in evidenza, una consulta di giovani. La storia di questa consulta è una storia che nasce da lontano, nasce dal progetto che il parco da tantissimi anni porta avanti, che si chiama Junior Rangers, che è questo modo di coinvolgere già i ragazzini in attività, in esperienze da fare a livello appunto di territorio, quindi farli conoscere il territorio, farli fare esperienze in natura e farli appunto cominciare ad assaporare e a vedere, a capire qual è l'importanza della biodiversità e come i principi e alcuni meccanismi anche biologici alla fine tornino utili anche come esempio per così, la convivenza tra di noi, tra gli uomini.
E da questo gruppo poi è nato una forte aggregazione. Questo piccolo gruppo è diventato un gruppo più ampio, che quando è cresciuto di età ha dato luogo alla consulta del parco, e poi recentemente questa consulta è diventata la consulta della riserva della biosfera, quindi allargandosi anche ad altri comuni, perché mi sono dimenticato di dire prima che la riserva della biosfera non coincide col territorio del parco, ma è più ampia rispetto al territorio del parco e comprende anche aree di transizione che arrivano fino al Gemonese, quindi anche il comune di Gemona è coinvolto all'interno di questo territorio. E cosa vuol dire lavorare con i giovani? Cosa significa avere una consulta dei giovani della biosfera? Significa che abbiamo una forza che viene appunto dai ragazzi, che vuol dire fantasia, che vuol dire innovazione, che vuol dire energia, e ovviamente così in qualche modo anche ovviamente con la guida e l'accompagnamento nostro, e loro portano avanti delle iniziative che sicuramente vanno nella direzione della costruzione di una cultura di pace. Un'altra cosa molto interessante da dire è che da quest'anno, anche con la revisione della legge 42 del 96, anche nel consiglio direttivo del parco abbiamo la presenza di un ragazzo compreso tra i 18 e i 30 anni, in questo caso è Luca De Ganutti, che anche poi tra l'altro fa parte della consulta dei giovani. Quindi sicuramente il fatto di avere questo gruppo a fianco ci dà anche forza e speranza, insomma, di riuscire a portare avanti sempre meglio il nostro lavoro, che quindi non riguarda solo, come normalmente succede, l'educazione ambientale negli ambienti scolastici, ma vuole appunto uscire da quegli ambienti e arrivare alla comunità civile. Questo è un esempio di progetti che vengono portati avanti tutti gli anni e che hanno l'obiettivo appunto di coinvolgere ragazzi di State Top. Questo è un esempio di evento che invece sono gli stessi ragazzi da organizzare una volta all'anno e appunto è rivolto alla valorizzazione dei temi della tutela e la promozione della biodiversità. Questo è un altro esempio di una serata che loro hanno organizzato sull'alpinismo e la sostenibilità. Quindi ovviamente anche loro hanno delle loro idee, hanno delle loro passioni e cercano di coniugarle con questi temi. L'altro esempio che volevo portarvi, che è molto collegato poi a progetti che abbiamo in animo di portare avanti anche nei prossimi anni, è questo Summer Camp, questo campo che noi abbiamo già organizzato tra ragazzi che appartengono sia al nostro territorio di riserva di biosfera sia a quello delle Miramare, e che appunto ha l'obiettivo anch'esso di far fare un'esperienza in natura a questi ragazzi, cioè di avvicinarli al territorio, di farli conoscere persone, ascoltare testimonianze, avere l'opportunità di uno scambio di esperienze tra di loro e soprattutto cogliere appunto quali sono dai segni del territorio e anche ovviamente dai meccanismi della natura questi principi, questi valori che si riconducono alla pace. Queste sono alcune immagini del campo che è stato fatto. Questo è stato fatto proprio quest'estate. Mi interessava appunto farvi leggere alcune delle esperienze che i ragazzi hanno voluto poi a fine campo così scrivere e che ci danno l'idea di come in qualche modo l'obiettivo che avevamo è stato centrato. Molto importante, no? Vedete, cioè il fatto che abbiano accolto il fatto del corretto rapporto tra uomo e natura, uomo-ambiente, il fatto che abbiano conosciuto realtà imprenditoriali che sono riusciti a coniugare l'aspetto economico con l'aspetto della valorizzazione ambientale e territoriale, e l'aspetto che abbiano scoperto per la prima volta magari anche cosa ci riserva il territorio e che tipo di esperienze si possono fare, cos'è la biosfera. E io penso che queste prime frasi, questi primi loro commenti a caldo siano significativi e ci diano anche un po' uno stimolo per continuare a lavorare in questa direzione. Ecco, infine vorrei appunto invece mettere il focus sul tema della trasfrontalierità. Se ne è parlato molto questa sera perché questo è il tema, il Parco della Pace è un Parco della Pace transfrontaliero,
e in questo senso il Parco Naturale delle Prealpi Giulie ha già una sua storia che nasce da un rapporto di amicizia, di collaborazione e di lavoro con il Parco Nazionale del Triglav in Slovenia. Già dal 2009 siamo riconosciuti come parchi transfrontalieri, dal 2015 abbiamo un altro riconoscimento che è quello che si chiama Carta Europea del Turismo Sostenibile, che quindi sancisce il fatto che stiamo lavorando insieme anche per sviluppare azioni e progetti dal punto di vista proprio del turismo, ma ovviamente un turismo che coniuga il rispetto e la tutela della biodiversità, e anche loro sono riconosciuti come riserva della biosfera da molto più tempo di noi, e questo ci ha dato la consapevolezza e la voglia di provare innanzitutto a metterci insieme anche da quel punto di vista, per cui c'è già di fatto un progetto che partirà a brevissimo e che ha l'obiettivo di arrivare all'istituzione della riserva di biosfera transfrontaliera delle Alpi Giulie. Ecco, questa è un'altra cosa molto importante secondo me, che volevo un po' mettere in evidenza. Il 6 di dicembre ci sarà il kick-off meeting a Mostrana, in Kremnička Gora, e lì appunto daremo il via a questo percorso, che sarà un percorso che dovrebbe durare circa una decina di mesi e che porterà alla definizione di un dossier di candidatura. Poi vedremo appunto le successive fasi che l'UNESCO ovviamente dovrà portare avanti. Questo che vi ho mostrato appunto era il territorio che ci coinvolge, il fatto che stiamo parlando di una riserva della biosfera nasce già, transfrontaliera, nasce già a livello della nostra candidatura, quindi già quando nel 2019 è stato riconosciuto il nostro territorio come riserva della biosfera, già lì era stata inserita questa volontà di istituire una riserva in questa visione trasfrontaliera, e gli obiettivi ovviamente sono quelli che leggete nella slide, ma è che sono, senza dover fare tanti discorsi, molto collegati a tutti i temi che già abbiamo ricordato prima. Infine vi volevo solo sottolineare un'altra esperienza molto interessante che va sempre in questa chiave della cultura della pace e in questa chiave di transfrontalierità, che è il nostro rapporto con la realtà della European Greenbelt. L'European Greenbelt è un'associazione a livello europeo che porta avanti la valorizzazione dell'ex cortina di ferro come un grande corridoio ecologico lungo migliaia di chilometri, e ovviamente interessa anche la nostra regione, e quindi con loro e anche insieme al Parco del Triglav abbiamo già portato avanti alcuni progetti di collaborazione, e soprattutto con loro questo tema della cultura della pace unito al tema della tutela della natura è assolutamente centrale. Il loro motto infatti è anche scusate che non mi viene più in mente, sì, i confini dividono e la natura unisce, che credo che sia un motto che può essere anche veramente un auspicio per tutti noi. Con questo vi ringrazio. Grazie Antonio. Allora, pensavamo, non sappiamo se abbiamo fatta troppo lunga o troppo corta, ma pensavamo prima di chiudere con l'intervento video di Werner Wintersteiner della Università di Klagenfurt di lasciare la parola a voi se avete qualche domanda o qualche considerazione, così proprio liberamente. Tra l'altro molti di noi già si conoscono, per cui almeno i relatori presenti, e penso anche Catarina, se è ancora con noi, sarà ben lieta, ecco, di provare a rispondere o comunque di riflettere insieme sulle questioni. Però so che l'ora è ormai un po' tarda, per cui bene. Allora passiamo direttamente al video di Wintersteiner, che ci sembra rappresenti un'ottima chiusura per quanto è stato detto fino adesso.
Einen schönen guten Abend. Grazie per avermi invitato a parlare a questa importante conferenza. Sono Werner Wintersteiner, professore emerito dell'Università di Klagenfurt e fondatore di un centro per la ricerca e l'educazione alla pace. Da diversi decenni mi occupo del potenziale di pace della regione Alpe-Adria. Per questo sono particolarmente lieto che l'iniziativa transnazionale del Parco della Pace dia nuovamente un forte segno di vita con l'evento di oggi. Condivido con voi alcune riflessioni su confini, occasione per promuovere una cultura della pace e di tutela della natura. Tuttavia, non voglio definire il concetto di confine esclusivamente in termini geografici, perché questo non renderebbe giustizia al suo significato. Piuttosto vorrei prendere in considerazione anche la dimensione simbolica e filosofica, oltre che psicologica. Il confine è, dopo tutto, un elemento fondamentale del nostro essere e come tale anche una componente fondamentale del nostro modo di pensare. La nascita e la morte sono i confini della nostra vita, il nostro corpo è il confine del nostro io, tracciamo un confine tra la nostra sfera privata e la sfera pubblica. Gli stati delineano i loro confini e quindi diventano stati in primo luogo. Così è per il nostro modo di pensare. Ogni definizione inizia con una demarcazione. Il metodo scientifico è quello di escludere le false assunzioni e le ipotesi non plausibili. Il nostro no è il chiaro limite del nostro consenso, l'inequivocabile contrario del sì. Ma con questo non abbiamo ancora colto bene l'essenza del confine. Il confine non è semplicemente un muro che separa, è anche una transizione che collega, che unisce ciò che è separato. Il confine è qualcosa di duplice e ambiguo, dice Claudio Magris. A volte è un ponte per incontrare l'altro, a volte è una bandiera per respingerlo. Questa ambivalenza del confine è anche l'obiettivo dello sviluppo di una cultura della pace. Un pensiero senza ambivalenze è un pensiero poco complesso, ciò non rende giustizia alla complessità della nostra vita. Ecco perché la frontiera non è solo un'occasione, ma anche, per così dire, il mezzo, lo strumento, il medio per educare a una cultura della pace. La semplice demarcazione, il duro confine che tracciamo è spesso una forma di violenza. Un esempio, la tradizione occidentale di tracciare un confine rigido tra uomo e natura. Noi umani, come esseri spirituali, come Homo sapiens, che presumibilmente non abbiamo più nulla a che fare con il regno animale, da cui comunque proveniamo e a cui comunque apparteniamo. Questo modo di pensare ci ha allontanato dalla natura. Abbiamo immaginato di poter controllare la natura che ci circonda e ci siamo arrogati il diritto di sfruttarla senza pietà. Dalle cosiddette risorse minerarie ai nostri parenti animali e infine alla nostra stessa specie. Come vediamo oggi, con l'esempio di Covid, ma ancora più con quello della crisi climatica, non possiamo modellare a nostro piacimento la biosfera. Dobbiamo riconoscere che siamo, come dice Edgar Morin, un essere bioculturale, interamente biologico e interamente culturale allo stesso tempo. Dobbiamo quindi tornare a vederci come parte della terra patria e imparare finalmente che possiamo proteggerci solo che se proteggiamo l'intera biosfera così come esiste ora.
I confini rigidi sono un segno di violenza, come il chiaro schema amico-nemico. La violenza nel conflitto pone un confine rigido tra amico e nemico, una cosiddetta risoluzione del conflitto che però non fa altro che perpetuare ogni conflitto. Tuttavia, anche non stabilire confini porta alla violenza, quindi la domanda rimane: quando dobbiamo tracciare i confini, quando dobbiamo attraversarli? Quando un no deve rimanere un no, quando un no può diventare un sì, un o diventa entrambi. Vediamo, l'ambivalenza del confine continua ad accompagnarci. Affrontare consapevolmente i confini, comprendere l'ambivalenza del confine significa imparare a pensare in modo complesso. Ciò è tanto più essenziale oggi, perché oggi i destini degli uomini di tutto il mondo sono legati gli uni agli altri in modo più decisivo che mai. I confini tra i problemi degli altri e i nostri sono sempre più labili, come ha affermato Janez Drnovšek, ex presidente della Repubblica di Slovenia. Oggi formiamo una comunità umana e terrena di destino. Quindi si tratta di nuovo di superare un limite mentale, quello di un nazionalismo metodologico che concepisce tutti i problemi sociali, economici, ecologici, eccetera, da un punto di vista nazionale. Esempio, credere di poter combattere la crisi di Covid chiudendo i confini nazionali. Per prendere coscienza della nostra terra patria abbiamo bisogno di una educazione alla pace per la cittadinanza mondiale e cittadinanza planetaria, cioè solidarietà con tutte le persone su questo globo e solidarietà con la natura che ci circonda. La natura non conosce confini di Stato e non li riconosce. Per la nostra campagna Homeland Earth, Terra Patria, utilizziamo quindi una mappamondo che non mostra i confini degli stati nei continenti, ma le placche continentali sottostanti. Tuttavia, non solo la natura, ma anche la cultura non ha bisogno di confini politici. Una cultura di pace è infatti anche senza confini. La pace esiste solo come pace nel tutto il mondo. Qual è il legame tra la cittadinanza mondiale e la cittadinanza planetaria e la nostra piccola regione Alpe Adria? Molto vicino, come abbiamo scritto nel manifesto Alpe Adria. Questa identità Alpe Adria, più grande di quella locale e più versatile di quella nazionale, potrebbe diventare il ponte verso la più ampia identità europea di una patria europea all'interno dell'identità globale di una terra patria. Non dimentichiamo, una cultura di pace, la pace in generale, che è sempre l'esperienza dell'altro, l'altro o l'alterità in ogni relazione. L'accettazione dell'altro, l'impegno con l'altro, ma anche la necessaria resistenza sono l'essenza dell'apprendimento dei conflitti. E nella nostra regione Alpe Adria, meravigliosamente varia, abbiamo, per così dire, le condizioni di laboratori ideali per questa esperienza con l'altro. L'idea di Alpe Adria, cioè l'idea che la vita in questa regione possa essere non solo una convivenza amichevole, ma anche una pacifica unione, è essa stessa il risultato di questo permanente attraversamento dei confini per sperimentare l'altro ancora e ancora. Per questo il manifesto Alpe Adria dice già: dobbiamo preservare e utilizzare il tesoro della diversità e della valorizzazione della diversità che l'idea Alpe Adria rappresenta. Qui
Come in nessun altro posto in Europa abbiamo esperienza con i confini e i loro cambiamenti, con l'idea stessa di confine e con la necessità di attraversare le frontiere. La regione Alpe Adria è diventata un melting pot attraverso guerre e esplosione, ma anche attraverso migrazioni economiche. Abbiamo solo iniziato a prendere le distanze da ogni forma di pensiero totalitario e a sviluppare nuove forme di dialogo per gettare le basi di un futuro sostenibile attraverso il ricordo e la riconciliazione. Ma abbiamo un'ampia esperienza di cooperazione transnazionale, abbiamo sviluppato competenze di confine. Queste competenze di confine devono essere utilizzate e credo che questa sia esattamente l'intenzione del convegno di oggi. Queste esperienze positive di confini nella nostra regione Alpe Adria assumono le forme più diverse. Naturalmente incontri personali con gli altri, imparare le lingue degli altri, conoscere l'intera regione e i suoi tesori culturali e naturalmente per conoscere la natura che i nostri vicini è in parte completamente diversa e in parte completamente uguale. Questo ci porta al grande progetto dei parchi di pace transnazionali. È evidente che questo concetto di combinazione tra conservazione della natura e cultura della pace è un concetto pedagogico globale che corrisponde esattamente alle possibilità geografiche e storiche della nostra regione transnazionale, che non esclude nessuno, che può combinare tutte le possibilità di apprendimento sopramenzionate e che offre un posto importante a tutti coloro che lo desiderano. Poiché le Alpi ci insegnano il rispetto per la natura, possono anche insegnarci la pace. Oggi ne abbiamo bisogno più che mai ed è per questo che i lavori del nostro congresso sono così lungimiranti. Grazie per la vostra attenzione e buonasera. Buonasera, cari colleghi, dove c'è un schönen guten Abend. Grazie per avermi invitato a parlare a questa importante conferenza. Ecco, penso che le parole di Werner Wintersteiner siano l'ottima chiusura per questa serata, no? Perché racchiudono un po' il senso di quello che stiamo facendo, ma anche le sfide che non sono assolutamente semplici. Per cui io anche a nome di Lega Ambiente del Friuli Venezia Giulia ringrazio voi che siete stati fino alla fine, ringrazio in maniera particolare la SAF, ringrazio Catarina e la saluto, ci vediamo, see you soon. See you. Bye. E ringrazio Cristiano Urban, giusto? Per l'assistenza tecnica che ha permesso lo svolgimento della serata, in cui c'era gente collegata, video, una signora che sta riprendendo, per cui la tecnologia, ecco, la faceva un po' da padrona, che aveva funzionato tutto, è stato un ottimo risultato. E il messaggio, oltre a quello profondo del professor Wintersteiner, è: affiancateci in questo cammino, raccogliete con noi questa sfida, saremo ben lieti, ecco, di avervi come compagni di viaggio. Buona serata a tutti.